Questo programma è offerto da CRA, Consorzio Ricambi Auto. La migliore qualità, la scelta giusta, al servizio di tutti gli automobilisti. CRA, Consorzio Ricambi Auto, azienda leader nella ricambistica con le migliori marche del settore. Quando è importante la scelta, frizioni e volani Look, ammortizzatori Kayaba, frizioni Valeo ed inoltre meccanica Febi per vetture tedesche. CRA, Consorzio Ricambi Auto, Viale Vittorio Veneto 176/A, Catania. Info 095 37 36 85. Seguici anche su www.crasrl.net, su Twitter e Facebook. CRA, scelta e qualità con la migliore innovazione. Telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ci avviamo verso la conclusione di questa intensissima stagione. Oggi importanti risultati per quanto riguarda i playoff e i playout. Una puntata che potete seguire naturalmente su Gold 78, oggi in modo particolare il lunedì in diretta alle 19 e poi replica alle 23:30. Vi ricordo anche la replica del martedì alle 20:30 e vi ricordo anche che siamo in onda sul canale 114 anche di Persona TV per quanto riguarda tutta la costa ionica, nonché anche in diretta Facebook sulla pagina Tortorici Ettore. Ho degli ospiti vincenti oggi da presentare all'interno della puntata numero 25 di Penalty. Iniziamo con il mister che ha stravinto il suo bel girone di categoria. Parliamo del girone C, parliamo di Vittorio Iem, allenatore della Cicadera, che ritrovo con tanto piacere. Ciao Vittorio. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Sei abbronzato perché sei andato a vedere tutti gli altri incontri, bello, tranquillo, rilassato in tribuna. Ci mancherebbe, hai indovinato, hai detto bene. Sei contento della tua stagione? Sì, molto soddisfatto, tra l'altro in attesa come tu ben sai perché i programmi erano altri inizio stagione, infatti. Quindi è stata goduta doppiamente. È stata una stagione molto intensa soprattutto perché gli altri insomma non mollavano, voi nella parte finale avete messo la quinta e siete andati dritti verso il campionato di eccellenza. Sì, noi abbiamo, hai detto bene, nella seconda parte è stato un testa a testa con Pedara, con lo Sporting Pedara per tutto il girone di andata. Devo dire che al girone di ritorno noi non abbiamo sbagliato un colpo, le ultime 14 partite sono 12 vittorie e 2 pareggiamenti. E quindi i risultati parlano dalla vostra parte, sì, assolutamente. Ci racconterai comunque nei dettagli perché adesso vado subito a presentare il nostro secondo ospite, il direttore sportivo dell'Armerina, Filippo Lembo. Buonasera direttore, grazie. Contentissimi ad Armerina, felici, anzi a Piazza Armerina felici, per essere più felici. esatti. Dopo 15 anni mancava questa riportare l'Armerina in promozione è stata
una stagione anche molto intensa, anche se poi nella parte finale anche voi avete messo la quinta e siete andati dritti. Sì. Abbiamo avuto dei momenti un pochettino traballanti, però grazie ai ragazzi siamo riusciti a tirarci fuori. Vedremo adesso cosa succederà comunque con il discorso riguardante la prossima stagione, perché so che il presidente è molto intenzionato a fare una stagione vincente, però Ma poi saremo la matricola terribile, una matricola lancia terribile. già la sfida. Una matricola terribile. Benissimo, benissimo. Artefice chiaramente di questa straordinaria stagione dell'Armerina, l'allenatore Filippo Angilella, che saluto. Buonasera mister. Buonasera, grazie dell'invito. Chiaramente super contento. Ci mancherebbe. Tutto lo staff tecnico ha lavorato alla grande a Piazza Abbiamo Armerina. lavorato bene, quindi come ha detto il direttore, portare una città come Piazza Armerina dopo 15 anni in promozione è tutto... Tra l'altro, insomma, insieme a Lenna avete un po' rivalutato tutta la provincia, no? Sì, se mettiamo anche che l'Enna ha ben figurato in promozione, poi noi dalla parte nostra abbiamo un campionato di calcio a 5 che è andato in Serie B, quindi capite benissimo che il movimento calcistico in provincia di Enna sta andando bene. Siamo assolutamente contenti. Oggi è una giornata particolare, 6 di maggio, però è anche vero che sabato 4 si è un po' tutti stati vicino ad un evento che ha fatto un po' la storia anche del nostro calcio italiano. Ricorreva la 70ª appunto ricorrenza della maledetta notte di Superga, dove perirono quelli che sono stati definiti i giocatori più importanti del calcio italiano, soprattutto del dopoguerra. È stata una sciagura che ancora tuttora, a distanza di 70 anni, rimane vigile nel cuore di tutti gli sportivi italiani, e anche noi di Penalty abbiamo deciso di ricordare questo tragico momento. Interrompiamo le trasmissioni per dare una drammatica notizia. L'aereo che trasportava il Torino Calcio di ritorno da un'amichevole giocata a Lisbona si è schiantato sulla collina di Superga alle ore 17:03. Purtroppo, a quanto pare, non ci sono superstiti. Oltre ai giocatori, i dirigenti, i tecnici del Torino Calcio e all'equipaggio erano presenti sul velivolo 3 colleghi della carta stampata: Renato Casalbore di Tutto Sport, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo e Luigi Cavallero della Nuova Stampa. Questa triste notizia getta nello sconforto non solo i tifosi granata, ma l'Italia intera, che con questa tragedia vede scomparire una squadra di calcio che aveva saputo incarnare la riscossa non solo sportiva, ma anche sociale, di un intero popolo, quello italiano appunto, che si stava rialzando dopo il drammatico e recente conflitto bellico. Ci ricollegheremo più tardi per dare ulteriori notizie. Già monco dell'ala sinistra l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona, e scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalu, e Sentimenti non sapeva che Baciga lo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? 18 commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta, e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casalbore. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Greza, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Super.
Negli spogliatoi gli armadi, il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe e i calzettoni che bevvero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga. Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il campo. Oggi niente palla al centro. Sotto, ragazzi, granata. Adesso tocca a voi. Stringete anche voi i denti. Ci restituirete il grande Torino. Indelebile ricordo dunque per quanto riguarda il grande Torino in occasione appunto dei 70 anni nella ricorrenza drammatica di quella incredibile notte di Superga. Voltiamo pagina e lo facciamo subito con l'ultima giornata del campionato di Serie D. Abbiamo subito la schermata anche dei risultati di questa 17ª giornata. Palmese batte Aceriale 2-0, Roccella batte Bari 2-1, Città di Messina batte Castrovillari 2-1, pareggio tra Troina e Cittanovese 1-1, San Cataldese batte Gea Virtus 4-0, Locri batte Gela 2-1, Nocerina batte Marsala 1-0, vittoria del Messina 3-1 contro il Rotonda ed infine Portici batte Turris 2-1. Come tutti ben sanno, la classifica è stata già abbastanza definita da qualche settimana, soprattutto nella zona alta. Per la zona bassa è stata anche definita a questo punto la griglia riguardante i play-out. La classifica comunque è questa: Bari 78 punti, 67 per la Turris, 53 per il Marsala, 50 per il Portici, 49 per il Castrovillari, e queste 4 ultime squadre che ho nominato sono quelle che andranno a giocarsi i play-off, quindi Turris, Marsala, Portici e Castrovillari giocheranno la carta punto interrogativo dei play-off. Abbiamo poi a seguire Aceriale, Cittanovese, Palmese e Nocerina con 47 punti, il Troina con 45, 44 per il Gela, 43 per il Messina, mentre per quanto riguarda la griglia dei play-out, San Cataldese con 42, Città di Messina con 40, Locri con 39 e Roccella con 38. Retrocedono già direttamente nel campionato di eccellenza per la prossima stagione Rotonda con 31 punti e Ligea Virtus con 21. Un giro anche con i nostri ospiti per sondare il loro parere su questo campionato di Serie D. Iniziamo con Vittorio Iemma. Bari, partiamo dal Bari, tra l'altro possono già partire alcune immagini di questa festa, una festa annunciata abbondantemente direi da parecchie settimane, squadra assolutamente diversa da tutte le altre, o sbaglio Vittorio? Ma assolutamente, il Bari è stato quello che ha un po' sconsato i piani alla Turris. E infatti tutti gli altri non hanno investito più di tanto economicamente, no? No, se ricordiamo bene, il Bari è stato ripescato nel girone I quando già i gironi erano stati fatti. È vero, è vero, è vero. Quindi diciamo che la campagna acquisti era già stata fatta, ultimata da tutte le squadre, dove la Turris era la netta favorita. E infatti è arrivata seconda. Ed è arrivata seconda, purtroppo trovando un Bari che era fuori categoria. È vero, un Bari fuori categoria. Peccato perché insomma le squadre siciliane, direttore Lembo, avrebbero potuto cercare quantomeno di arrivare più alti possibili. Il Marsala si è comportato bene, è stata un po' la sorpresa perché nessuno se l'aspettava. È stata la sorpresa del girone il Marsala. Speriamo che fa il salto di qualità. Ci vogliono secondo me investimenti molto più importanti. Certo. A Bari c'erano gli investimenti economici di un presidente che conosciamo bene e forse a Marsala un po' si soffre perché insomma Marsala, anche il Marsala ha un bel passato calcistico. Assolutamente, ha fatto la Serie C per molti anni. Ha fatto la Serie C tanti anni. Speriamo che ritorna pure lei dove ci compete, nei posti dove compete, è vero. Voglio parlare adesso invece con mister Angilella delle due squadre messinesi, Città di Messina e Messina, perché insomma il Messina, la CR ha salvato secondo me la stagione giocandosi tra qualche giorno la finale di Coppa Italia, mentre il Città di Messina da neopromossa ha sofferto terribilmente. Che ne pensa? Come andrà a finire? Sì, sicuramente i pronostici di entrambe le squadre all'inizio di stagione erano diverse, però come hai detto tu, hanno salvato la stagione alla fine. Quindi con questa finale... Che potrebbe anche dare la possibilità di un possibile certo ripescaggio in Lega Pro per la prossima stagione, quindi la CR Messina deve giocarsi il tutto per tutto. Certo, sarà farà tutto i tentativi per salire e poi far sì che con il ripescaggio in Lega Pro andare nella categoria di semiprofessionismo. La Ceriale ha deluso secondo lei? Sì.
perché deluso. Poteva fare di più. Le aspettative erano quelle di far bene, magari avvicinarsi di più nelle zone alte della classifica. È vero. Vittorio, la Ciriale però probabilmente ha un po' sofferto cambio dell'allenatore, una dirigenza che forse evidentemente non aveva le idee ben chiare già dall'inizio della stagione, o sbaglio? Ma, personalmente io ritengo che il mio pensiero è diverso sulla Serie D, nel senso che il livello purtroppo devo dire che è stato medio-basso, infatti... Quantomeno rispetto alla scorsa stagione, no? Rispetto alla scorsa stagione, perché compagini tipo il Marsala, tipo la Cireale, ottime squadre ma che erano attrezzate sin dall'inizio della stagione per ottenere una salvezza tranquilla, alla fine si sono ritrovate protagoniste. Vedi, per esempio, mi viene da sottolineare il Traina di Davide Boncore, che con una squadra giovane, zitto salvezza tranquilla, e con la continuità si è potuto salvare tranquillamente. Ottimo lavoro, io sono contento per le siciliane, certo. Partiamo da questo, però a mio parere c'è stato un livello un po' medio-basso rispetto ad altre stagioni, e quindi di conseguenza si è ritrovato molte squadre organizzate bene come Troina, Cireale e Messina, sì, e Marsala per esempio, hanno potuto fare un campionato secondo me al di sopra delle aspettative, perché se a inizio stagione dicono al Marsala e alla Cireale che si trovavano terza e quinta, se non sbaglio, alla fine della stagione, avrebbero messo una firma. È vero, è vero. Adesso c'è un po' il discorso dei play-out. Direttore Lembo, gli accoppiamenti saranno San Cataldese che giocherà in casa contro il Roccella, il Città di Messina giocherà invece con il Locri, quindi insomma Sicilia e Calabria che cercheranno di salvare insomma la stagione. Ma io spero nella San Cataldese che si tira fuori, perché è una bella realtà. Sulla carta c'ha 2 risultati su 3 contro il Roccella, potrebbe farcela. Io conosco Roccella, è una bella cittadina che ci sono stato, però San Cataldo è San Cataldo, una nostra consorella, perciò... A parte insomma che rappresenta un po' il calcio nisseno a tutti gli effetti, perché insomma sappiamo benissimo che fine ha fatto la Nissa da qualche anno a questa parte, però vedremo cosa succederà. Anche in questo caso il Città di Messina con il Locri potrebbe partire anche un po' avvantaggiato, certo. Ce la potrebbe fare. Io penso di sì. Mister Angilella, secondo lei ce la può fare? Il fattore campo alla fine può risultare decisivo. Sì, perché hai sempre 2 risultati su 3 su cui puntare. Bene, vedremo cosa succederà. Voltiamo pagina, perché adesso dal campionato di Serie D che si è concluso con questa vittoria strameritata del Bari, passiamo ai 2 gironi del campionato di eccellenza. Eccellenza che, come tutti ben sanno, anche in questo caso si è già conclusa da parecchio tempo, da parecchie settimane, anzi oserei dire. Guardiamo la classifica del girone A, perché voglio sentire un po' anche il parere su questa straordinaria cavalcata del Licata. Il Canicattì farà la finale nazionale, in quanto sono più di 10 punti contro il Città di Sant'Agata, quindi è fermo da parecchie settimane e giocherà adesso a metà maggio contro una squadra campana. Licata con 82 punti, il Canicattì con 72, e poi, come tutti ben sanno, i play-out sono stati sfavorevoli per la Nuova Caccamo, che ha perso contro il CUS Palermo, ed insieme al Marsala, al Partini Caudace e al Castelbuono il prossimo anno giocheranno in eccellenza. Passaggio di pensieri immediato, secondo te cosa c'è da dire su Campanella quest'anno? Niente, ha fatto un campionato stratosferico. Campionato stratosferico, stravinto, strameritato, considerando che aveva, tutti hanno saputo sottolineare il fatto che il Licata era una corazzata, è vero, ma il Canicattì non era da meno. Assolutamente, assolutamente. Ha vinto anche la Coppa e devo dire che è molto attardato il Città di Sant'Agata, che sulla carta valeva Licata e Canicattì. Ed è questa forse la delusione di questo girone A? Tra le tre io penso di sì. Non dico che poi magari alla fine avrebbe vinto comunque il Licata o il Canicattì, sì, però con un distacco diverso. Io non immaginavo un Città di Sant'Agata così lontano sotto l'aspetto proprio numerico. Cioè non ha fatto neanche i playoff, quindi è stata proprio una stagione assolutamente negativa. Sì, per organico, il tecnico, dico, c'era tutto per poter lottare sino alla fine alla pari insieme a Licata e Canicattì. Quindi complimenti a Campanella. Assolutamente. Direttore Lembo, ma allora a questo punto questo Licata ci Io comincerà devo a far fare sognare? i complimenti a Giovanni, perché abbiamo giocato insieme a Licodia e Ubea. Ah, bene. Molto preparato, determinato, sì, cattivo al punto giusto, è cattivo, dentro il campo noi. Lui è molto determinato. Diciamo di personalità più che cattivo. Sì, Giovanni
dove va, fa bene. E quest'anno Licata ha raccolto, Sì, ha raccolto molto. Sì, la scorsa stagione solo la Coppa, però insomma... Io l'ho fino seguito all'ultimo. perché c'è un altro ragazzo di Aidone, che è Manuele Scopazzo, che gli fa da preparatore dei portieri, e c'è un entusiasmo a Licata enorme. Poi Giovanni dove va fa bene. È vero. Mister Angilella, ma a questo punto il Licata la prossima stagione potrebbe ambire ad essere protagonista in Serie D, perché la Piazza vuole che insomma la sua squadra sia assolutamente competitiva. Licata è una piazza che merita una categoria superiore, quindi io penso che se con la letteratura di quest'anno, che ha fatto bene nel campionato di eccellenza, con qualche ritocco di categoria superiore, io penso che può ben figurare anche nel campionato di Serie D. E ne siamo veramente convinti, perché sappiamo benissimo il seguito dei tifosi, così come anche a Canicattì, perché anche a Canicattì non scherzano in fatto di tifosi, Vittorio, No, sappiamo benissimo la che piazza... seguito impressionante e che voglia di fare calcio che conta a Canicattì. Non c'è dubbio, Canicattì quando io ero ragazzino e iniziavo a giocare era in Serie C. Era in Serie C, quindi, è vero. Altri tempi. È un'altra piazza storica. È rimasto soltanto il campo di quella Serie C e sappiamo benissimo che non è neanche un campo agibile eventualmente per una Serie D. Però voglio dire, Licata sicuramente in Serie D, a mio parere, farà un'altra stagione da protagonista, perché aggiungendo il fatto che è una piazza importante, che ha vissuto anche la Serie B, che porta tanta gente allo stadio, c'è una società ambiziosa. Società catanese, tra l'altro, società per quanto io ne sappia è parte catanese e parte palermitana. Diciamo che c'è anche un pizzico di Catania, dai, mettiamoci. No, non un pizzico, è parte di Catania e parte di Palermo, quindi il presidente Enrico Massimino e il presidente Scimonelli che è palermitano, quindi stanno facendo bene, sono ambiziosi. Io personalmente conosco, perché l'ho avuto come presidente, Enrico Massimino, conosco la sua mentalità, so quali sono le sue ambizioni. È una mentalità vincente. E sicuramente faranno un campionato importante. È vero. E adesso voltiamo pagina, perché passiamo alla Girone B, che ha vissuto un playoff drammatico, nel senso che comunque da quella partita veniva fuori la squadra che avrebbe continuato il sogno Serie D. Guardiamo intanto la classifica per darvi un quadro completo. Marina di Ragusa, che come tutti sanno ha vinto il campionato con 57 punti, le 4 squadre dei playoff: Palazzolo, Biancavilla, Paternò e Milazzo, poi la finale che si è disputata domenica tra Palazzolo e Biancavilla, e come tutti ben sanno la retrocessione insieme al Real Aci, oltre al Real Tirrenia, che comunque è stato escluso abbondantemente quasi all'inizio della stagione. Le altre 2 squadre che sono retrocesse sono le 2 squadre messinesi, Terme Vigliatore e Ionica. Guardiamo invece a questo punto la schermata degli accoppiamenti dei playoff, e dobbiamo comunicare che a questo punto, in maniera assolutamente inaspettata, il Biancavilla batte il Palazzolo 3-0 e sarà proprio la squadra di Biancavilla a giocarsi la carta Serie D. Voglio sentire subito il parere, d'inizio dalla mister dell'Armerina, Filippo Angilella. Allora, questo Biancavilla ha sorpreso, anche se con grande merito ha superato lo scoglio difficilissimo del Palazzolo. Certo, la favorita della gara dei playoff era, senza aveva i nasconderci, soliti 2 risultati su 3. E poi se guardiamo il risultato 0-3, io non ho visto la gara, però sicuramente I 2 gol sono arrivati nella parte finale, gli ultimi 2 gol. Quindi penso un risultato di 0-3 meritato. Anche se la favorita di questo scontro era il Palazzolo. Era assolutamente il Palazzolo. Quindi ciò significa che non sappiamo i motivi come è arrivato il Palazzolo a questa gara. Però si arriva un po' scarichi, secondo me. Si è arrivata scarica, però perché durante il campionato aveva fatto bene. Aveva fatto bene, anche se poi nella parte finale ha dovuto un po' stringere i denti per recuperare troppi punti, e forse questo qui ha fatto sì che la squadra secca, dove arrivasse ai giochi playoff. In casa 2 risultati su 3, quindi sei la favorita. Ma nel calcio non c'è scritto nulla, giusto Lembo? Non c'è mai scritto perché nulla. Perché il Palazzolo è una candidata a vincere il campionato. È vero. Perché era attrezzata ancora prima del Marina di Ragusa. Del Marina di Ragusa, è vero. E Iemma, insomma, tu che ne pensi di questa vittoria del Biancavilla? Ma anche a me ha sorpreso, devo dire, anche se queste partite hanno una storia a sé.
considerato il fatto col campionato non c'entra nulla, dipende come arrivi mentalmente, fisicamente, come l'hai preparata. Però secondo me da sottolineare il fatto che nella parte finale il Palazzolo ha dovuto recuperare tantissimi punti per una buona posizione nei playoff, tra partite da recuperare e altro, forse hanno dovuto impegnarsi troppo e sono arrivati un po' soffrendo ai playoff, perché anche nella semifinale contro il Milazzo 1-0 risicato. Ma guarda, io ti dico che conoscendo l'ambiente tecnico, buona parte dei giocatori e strutture della società, io non credo che questo poteva essere un problema per loro. Si sta parlando di un gruppo di professionisti, certo, che sanno bene, anche se parliamo di eccellenza, ma quello è un gruppo di professionisti, sanno cosa fanno, sanno come si preparano queste partite. Purtroppo devo dire che, come tu hai detto poco fa, il calcio non è una scienza perfetta. Grazie al cielo, direi. E quindi, tra l'altro, il mio giudizio è limitato perché, non avendo visto la partita, non posso dare un giudizio che vada oltre. A me sorprende il risultato, però la partita di playoff è una partita che è un terno all'otto, dove può succedere di tutto, puoi prendere un gol inaspettatamente e poi di conseguenza cambiano i tuoi programmi, c'è molta tensione, ci sono tante situazioni. Tra l'altro il 2-0 e il 3-0 vengono all'85esimo, sì, nella parte finale, quando evidentemente il Palazzolo stava cercando disperatamente il pareggio che li avrebbe portati quantomeno ai tempi supplementari. Il Palazzolo, a mio parere, deve mangiarsi le mani non oggi, ma per i punti persi durante la stagione, perché se non erro hanno fatto 11 pareggi. E sono troppi. È una squadra che vuole vincere il campionato, non può pareggiare. Io sto dicendo 11, non vorrei sbagliarmi, ma diciamo qualche pareggio di troppo. Uno più, uno meno, ma troppi pareggi per una squadra che doveva vincere. Assolutamente. Tra poco, tra l'altro, parleremo anche del Marina di Ragusa, che invece il campionato l'ha vinto, tra la sorpresa generale. Però prima vorrei sottolineare come il Terme Vigliatore ad inizio stagione, insomma, aveva un po' sorpreso tutti con il suo bel gioco, con una classifica assolutamente interessante, e poi alla fine è crollato, addirittura perdendo anche la finale play-out. Guardiamo il servizio di Paolo Bunafò proprio su questo drammatico momento del Terme Vigliatore, dalle stelle alle stalle. Ok, rientro. Terme Vigliatore dunque che deve abbandonare il campionato di eccellenza, neopromossa seppur ripescata, e la prossima stagione ripartirà dal campionato di promozione. Parliamo del Marina di Ragusa. Nel frattempo possono già partire delle immagini che sono diventate ormai storiche per Marina di Ragusa. Iniziamo da Vittorio. Allora Vittorio, questo Marina... che dobbiamo dire del Marina? Sorpresa generale, ma poi alla fine credo che un po' tutti si sono convinti che il successo è meritato. Il successo è evidentemente meritato. Io credo che non si vince un campionato, tu puoi vincere immeritatamente 2 o 3 partite per una serie di situazioni, ma un campionato lo vinci, quando vinci un campionato l'hai meritato, c'è poco da fare. È vero, soprattutto perché un campionato è sempre lungo. Vincere un campionato significa avere continuità nei risultati, avere una continuità sotto l'aspetto atletico e mentale. Quando arrivi primo significa che l'hai meritato, c'è poco da fare. È ovvio che al Marina è stata una stagione dove ha trovato un Palazzolo balbettante, lo abbiamo detto, e bisogna riconoscerlo, ma dall'altra parte io all'inizio stagione qui da te, mi ricordo, io tutta questa sorpresa del Marina, chi conosce i giocatori, complimenti all'allenatore, assolutamente, ma chi conosce i giocatori, questi hanno questa ossatura da 2 anni. È chiaro che poi alla fine il risultato finale vincente doveva per forza arrivare. Sì, non per forza, ma sicuramente dico, non mi sorprende perché non è la prima arrivata, perché dico, io ripeto, non voglio dire i nomi, ma chi conosce quella squadra nome per nome sa benissimo. Ecco, non è che rimane così di stucco. Assolutamente, non si inventa però una stagione così grande merito, perché vincere non è facile. Tra l'altro hanno vinto contro, diciamo, 2 squadre che
a livello di rosa erano più attrezzate, Certo. come Biancavilla e Palazzolo. E io metterei anche un po' il Paternò, seppur deludente nella prima parte. Direttore Lembo, Marina di Ragusa, la provincia che voi il prossimo anno insomma incomincerete a frequentare, mi auguro con una certa assiduità, no? Perché la provincia di Ragusa, insomma, con il Marina di Ragusa e con il Ragusa sta aumentando il suo bacino di Peccato che visione. Non li incontrerete nelle categorie, né però, il insomma, Palazzolo e neanche il Ragusa. però è anche vero che andrete a giocare sicuramente nel girone D e quindi Ma vivrete speriamo che la provincia a andiamo 360 là. gradi. Sì. Perché è un girone che ci piace come ambiente e tutto. È vero, è un girone che comunque sempre regala delle ottime squadre, delle ottime società sotto questo punto di vista. Mister, Marina di Ragusa, abbiamo detto, e qui lo ha anche confermato l'altro mister Vittorio Iemma, meritatamente nel campionato di Serie D. Il Palazzolo abbiamo detto che è un po' deluso, la sorpresa Paternò all'inizio sembrava che potesse veramente essere una sorpresa, invece poi si è un po' impantanata, ha recuperato i playoff, ma sappiamo benissimo come sono andati, e il Milazzo che ha cercato disperatamente di aggrapparsi, ma alla fine un parere, Marina di Ragusa strameritato, oppure forse una di queste quattro Allora, squadre come ha detto avrebbe potuto fare qualcosa il di mister più? prima, giustamente, quando vinci un campionato cioè, è meritata la vittoria, perché puoi vincere 1 o 2 gare per fortuna, diciamo, che nel calcio ci sta, però alla lunga quando vinci un campionato significa che hai meritato. È vero, è vero. Allora, ancora una volta un saluto particolare a tutti i tifosi di Marina di Ragusa. Tra l'altro qualche settimana fa la dirigenza ha smentito categoricamente il passaggio a vittoria, rimarranno a Marina di Ragusa, rappresenteranno questo borgo marinaro di 3.000 anime, quindi il nome di Marina di Ragusa sarà portato in alto nel campionato nazionale di Serie D, e una cosa particolare, in collaborazione anche con il Ragusa, divideranno il selvaggio, il campo selvaggio, quindi non ci saranno nemici tra di loro, anzi collaboreranno, perché insomma la loro stagione sarà realizzata e sviluppata nello stadio mitico di Ragusa. Abbiamo chiuso anche con il campionato di eccellenza, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, rientreremo in studio, parleremo del campionato di promozione con i playoff e qualche playout che si è disputato, e poi soprattutto parleremo di prima categoria, perché abbiamo ospite, insomma, l'Armerina che ha vinto alla grande il suo girone, e il prossimo anno, dopo oltre 25 anni se non sbaglio, no, 25, dopo 15. oltre 15 anni, ritornerà a giocare nel campionato di promozione. Pubblicità, a tra poco. Nello splendido scenario del Teatro Garibaldi di Enna vi aspettiamo per il galà del calcio dilettantistico siciliano, la 6ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno, a partire dalle ore 17, presso la splendida location del Teatro Garibaldi di Enna, la 6ª edizione dei Penalty Awards. Penalty Awards, il calcio dilettantistico va in passerella.
TV, non solo tutto quello che senti e vedi. Bring the action. Le anteprime e gli ospiti musicali, le news dal mondo dello spettacolo, le classifiche di vendita, le schede delle star della musica e non solo. TV, un programma curato e condotto da Ettore Tortorici. Bring the action. Audio Jungle. Rientrati in studio amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, puntata numero 25 di Penalty, parte finale della stagione, ci avviamo verso la magica giornata del 3 giugno in occasione dei Penalty Awards, dove verranno assegnati i premi ai migliori atleti, ai migliori allenatori e ai migliori dirigenti per questa stagione 2018-2019. Vi ricordo che l'evento sarà ripreso appunto dalle telecamere di Gold 78 e andrà in onda poi domenica 9 giugno. Per quanto riguarda la possibilità di vedere l'evento, assolutamente gratuito l'ingresso, si svolgerà presso il Teatro Garibaldi di Enna lunedì 3 giugno. Ricordate questa data? Lunedì 3 giugno. E adesso parliamo di promozione, subito il girone A, guardiamo la classifica e poi daremo anche spazio alla schermata dei playoff. Oratorio San Ciro e San Giorgio che ha vinto lo scontro con la Don Carlo Misilmeri nello spareggio vinto per 3-2, quindi poi la Don Carlo Misilmeri si è giocata la finale contro l'Olimpica Agragas, perché a sua volta l'Olimpica Agragas aveva strapazzato il Salemi per ben 6-0. Guardiamo la schermata degli accoppiamenti. Vittoria suonante della Don Carlo Misilmeri nei confronti dell'Olimpica Agragas per 4-0. La squadra dunque del Misilmeri passa a giocarsi la finalissima con la vincente dei playoff del girone B. Mentre per quanto riguarda i play-out, già assegnati gli ultimi due posti, Libertas 2010 e Vis Borgonuovo, che disputeranno il campionato di prima categoria. Una battuta anche con i nostri ospiti, l'Olimpica Agragas, partita chiaramente ad handicap perché insomma ha dovuto recuperare parecchie partite durante la stagione, è arrivata a un passo, evidentemente è arrivata bollita perché poi è crollata con la Don Carlo Misilmeri che aveva a sua volta perso 3-2 lo spareggio con l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, che a sua volta è la vera e propria, secondo me, sorpresa del campionato di promozione. Che ne pensi, Vittorio? Ma sono d'accordo con te, però aggiungendo il fatto che è vero che l'Olimpica ha avuto la difficoltà di recuperare un po' di partite, ma non valeva le prime due. Lo dice il playoff stesso, 4-0 certo. Risultato netto. Sì. Non confondiamoci col 6-0 precedente contro il Salemi. Sì, il Salemi è andato sono andati con i juniores, la prima squadra insomma, ha rinunciato a giocare perché stipendi mai arrivati, anzi rimborsi spesi mai arrivati. Le motivazioni non le sapevo, ma sapevo che avevano giocato con la juniores, quindi è stata una bellissima sfida in questo girone, perché tra l'altro lo scontro diretto in campionato l'hanno anche pareggiato, sia l'andata che a ritorno, erano pari in tutto, quindi un 3-2 poi tra l'altro nei tempi supplementari, quindi è stata una partita meritavano di salire entrambi, 72 punti. È vero. Direttore Lembo, Oratorio San Ciro e San Giorgio che altro non è che Marineo, quindi un'altra squadra palermitana che va nel campionato di eccellenza. A questo punto il campionato di eccellenza la prossima stagione sarà credo abbastanza impegnativo, soprattutto nel girone A. Sarà molto importante, soprattutto il girone come dici tu. È vero, chissà come andrà a finire a questo punto anche per quanto riguarda l'Olimpica Agragas, potrebbe tentare un ripescaggio a questo punto perché insomma il curriculum e il nome, il mister non è d'accordo, sarà difficile secondo lei? Per tentare il ripescaggio ci vuole una società solida alle spalle. Però insomma l'Olimpica Agragas ha già quel suo numero di matricola che è Agragas e potrebbe tentare. Bisogna vedere quali sono i programmi della società. Perché poi bisogna anche investire economicamente, indubbiamente. Soprattutto. Se non ci sono quelli probabilmente non si va da nessuna parte. Complimenti all'Oratorio San Ciro e San Giorgio che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza e guardiamo il servizio realizzato in occasione di una premiazione proprio per la squadra di Marineo che meritatamente, seppur soffrendo, ha raggiunto il campionato di eccellenza. È un sogno che si avvera, è un paesino piccolo, una matricola che vince quasi tutte le partite, 2 sole sconfitte,
vince un campionato di promozione e per la prima volta va in eccellenza. Un'impresa storica. Vedere anche una classe dirigente del Marineo, in questo caso giovane, imprenditoriale, che punta chiaramente anche forse la vera forza di questa realtà. Mi ricordo ancora che in estate molti anche tifosi addetti ai lavori di altre squadre ci prendevano in giro. Dicevano che non eravamo in grado di portare una squadra a salvarsi addirittura in questo campionato. Ci siamo tolti un bel sassolino dalle scarpe. La nostra forza è gruppo, sia nei giocatori sia nei dirigenti. Siamo davvero una bella famiglia. Il calcio davvero è passione, può essere un hobby, lei chiaramente lo vive come tale. Sì, ne ho parlato un po' prima, lo vivo come hobby perché ringraziando faccio altro nella vita e non l'allenatore di calcio, anche se questa è una passione per questo sport veramente immensa che solo chi ha fatto calcio capisce, perché un ragazzo a 40 anni, tra virgolette come me, che fa ben altro nella vita professionalmente, riesce anche a trovare il tempo per fare il calcio. E gli hobby, mi dicevano persone più grandi, sono tanto più belle quanto più richiedono sacrificio, e quindi diciamo che col sacrificio di tutti abbiamo fatto anche un'impresa storica. Ma che sapore ha questa promozione storica per una comunità nel rapporto con la tifoseria? Il rapporto è stato meraviglioso, è un sapore molto molto bello. Quello che è successo a Marineo è dell'impossibile, perché era un campionato che non doveva vincere con delle squadre che c'erano, ma con i sacrifici della società e poi il grande lavoro del mister, che ha saputo mantenere non un gruppo, una famiglia, perché è stata una famiglia unita fino all'ultimo secondo. Visto l'ultima partita da 2-0 a 2-2, nel finale vincerla con Santino, il gol al 95esimo del primo tempo supplementare, è stato anche lì, il sapore è stato ancora più bello. Questa vittoria del Marineo dimostra come la perseveranza e il senso del sacrificio vengano premiati. Una squadra che vince un campionato così importante, approda così al campionato di eccellenza con uno spogliatoio e tanti ragazzi in campo che hanno veramente dimostrato grande determinazione. Un plauso va quindi a tutti i giocatori, al gruppo dirigente, al presidente, al mister. Tutti si sono contraddistinti per grande forza e determinazione. Adesso li aspetta un campionato difficile, ma sono certo che guidati da questa grande forza riusciranno anche lì a fare altrettanto bene. Vi aspettiamo lunedì 3 giugno a partire dalle ore 17 per assistere al galà del calcio dilettantistico siciliano, la 6ª edizione dei Penalty Awards, Teatro Garibaldi, Enna. Ancora complimenti al Marineo per questa straordinaria cavalcata, prossima stagione impegnativa nel campionato di eccellenza. Vedremo cosa succederà, siamo molto curiosi. Parliamo adesso del girone B, guardiamo la classifica che è stata vinta dalla Cefaledium di Cefalù con 69 punti, squadra straordinaria perché insomma trascinata da alcuni nomi importanti del calcio direi anche italiano, su tutti Clemente, e soprattutto perché dietro c'è un progetto societario di grande qualità. Le altre squadre che hanno disputato poi play-off sono stati l'Acquedolci con 65 punti, il Sant'Anna con 56, il Ganci con 54 e la Sant'Angiolese con 53 punti, mentre invece sono retrocesse Gioiosa e Altofonte. Guardiamo la schermata dei play-out e dei play-off. Abbiamo il quadro completo. Acquedolci batte il Ganci 1-0 nella finale play-off del girone B del campionato di promozione, pertanto la squadra dell'Acquedolci giocherà la finalissima con la vincente dei play-off del girone A, sempre del campionato di promozione. Giriamo pagina, adesso parliamo del girone C e abbiamo anche tra l'altro colui che l'ha vinto questo girone C, ovvero la Cicatena di Vittorio Iemma. Guardiamo la schermata così ci rendiamo conto di questa lunga cavalcata per la squadra catanese, a Cicatena con 65, poi le 4 squadre dei play-off: Sporting Pedara, Carlentini, Città di Mascalucia e Aci Sant'Antonio, retrocesso poi anche il Torregrotta. Guardiamo la schermata successiva e ci sorprende il risultato della finale play-off
playoff per quanto riguarda il girone C del campionato di promozione. Carlentini vittorioso contro lo Sporting Pedara per 2-1. Pertanto il Carlentini ammesso alla finalissima per quanto riguarda i playoff del campionato di promozione, giocherà con la vincente dei playoff del girone D. Allora, iniziamo da questo Acicatena perché insomma ci siamo sentiti prima della parte finale, ci siamo sentiti e visti con Vittorio Iemma, molto determinato, sicuro che comunque la sua squadra avrebbe disputato la parte finale in crescendo. Effettivamente è stato così, perché poi la parte finale, come ho detto all'inizio della trasmissione, avete messo la quinta e siete andati via, dritti verso l'eccellenza. Sì, devo dire che i ragazzi nel girone di ritorno non hanno sbagliato un colpo, abbiamo perso soltanto una partita a Carlentini, proprio a Carlentini, in casa del Carlentini, ma senza voler accamparsi ad alibi o cose varie. Purtroppo sono arrivato lì con 8 giocatori fuori, quindi è stata una sfida che purtroppo non ho potuto giocare alla pari. Come volevi? Come volevo, però considero che sino ad oggi ne parlavo con il mio capitano, devo dire che il Carlentini è stata secondo noi l'unica squadra che in realtà ci ha messo in difficoltà sullo scontro diretto, e non mi riferisco al 2-0 di Carlentini, ma quando abbiamo vinto in casa 2-1. Quindi una squadra che poi alla fine ha anche meritato il passaggio in eccellenza, anche in virtù dello scontro che sicuramente è stato difficile contro Devo dire che mi ha sorpreso, alla fine mi ha sorpreso, perché pensavo che alla fine l'avrebbero spuntata una tra Pedara e Aci Sant'Antonio per quanto riguardava la seconda promozione. Ma lì si sono scontrati in semifinale. Si sono scontrate in semifinale, ma io ero convinto che una delle due sarebbe stata quella che poi ci avrebbe seguito in eccellenza. Però bene per il Carlentini, tra l'altro ieri è una partita che io ho potuto seguire e sinceramente ha meritato nell'arco dei 120 minuti. Parliamo della Acicatena 2019-2020 perché dobbiamo capire bene a questo punto qual è il progetto, perché Acicatena mica si vuole fermare qui. Conosco la forza dei tifosi, come li conosci bene pure tu, conosco anche la voglia di mettersi sempre in gioco del presidente Giannetto, e quindi ci sono tutte le credenziali per pensare che la prossima sarà una stagione anche della svolta, anche per te, perché insomma ti vai a giocare un campionato d'eccellenza, perché credo che sarai confermato, no? No, la conferma già c'è stata. Bene, ok, quindi anche per te, allora lo posso dire, sarà un campionato importante. La conferma c'è stata, però in questo momento a mio parere è prematuro pensare alla stagione 19-20. Ancora siamo in una fase di... come posso dire, i campionati sono finiti ieri. Siete in vacanza. Quindi no, siamo in vacanza, ci stiamo godendo Vi guardate in giro allora. E poi... Dottore Nembo non parla, cioè non riesco a tirargli fuori qualche cosa. Al più presto ci vedremo comunque col Presidente, perché abbiamo un appuntamento con il Presidente. Bene. La mia volontà è quella di rimanere ad Acicatena, la volontà del Presidente è quella... Integrare il gruppo con qualche altro elemento da eccellenza. Sì, Mister, tu le ovvio. sai queste cose, no? Ci vogliono. Diciamo che un po' di eccellenza l'ho fatta, e quindi voglio dire, qualche cosa la so. Ti necessitano secondo me, non per deprezzare la tua rosa, che comunque è stata di grande qualità quest'anno, però credo che alcuni giocatori servono anche per mentalizzare gli altri del gruppo, quelli che hanno fatto l'eccellenza. Non c'è dubbio, consideriamo che comunque io in organico c'ho gente come Francesco Cordova, come Tabascio, Daniele Costa, Giovanni Raneri. Questa è tutta gente che ha fatto categorie importanti. Il campionato di eccellenza è lungo e difficile. Il campionato di eccellenza è lungo. È ovvio che bisogna modellare tantissime cose. Al momento è prematuro dire cosa stiamo facendo, cosa si sta pensando. Ancora siamo il titolo è che io ho tanta volontà di rimanere a Acicatena e il Presidente ha tanta volontà di fare cose buone e di avere me come allenatore. E già questi sono punti fondamentali. Vediamo. Direttore, ma a questo punto questa Acicatena, la prossima stagione, può veramente essere la mina vagante in eccellenza come voi vorreste essere nel campionato? Sentendo le parole del mister, io penso di sì. È convinto, è determinato. Sì, perché c'è gente che ha giocato in categorie superiori, perciò con qualche ritocco sicuramente dirà la sua. Direttore sono le stesse mie, no? Insomma, qualche giocatore, perché poi dopo sì, d'accordo, c'è entusiasmo, però quei 3-4 elementi ci vogliono, i ritocchi che servono anche per dare un equilibrio. Sì, sicuramente. Anche se il mister mi guarda e dice, probabilmente il mister dell'Armenina mi guarda e dice sì,
No, vabbè, potrebbe avere perché... ragione, però il gruppo poi alla fine è la cosa più importante. La stessa no? cosa l'abbiamo fatta noi in prima categoria. Noi avevamo l'anno scorso una rosa che aveva ben figurato nel proprio girone del campionato di prima categoria, però mancava quella mentalità che te la danno quei giocatori che sono abituati a vincere. Perfetto. Quindi noi ci siamo affidati a un gruppo di Catania che aveva vinto gli ultimi campionati di che prima categoria. Che ha mentalizzato lo spogliatoio. Hanno portato la mentalità. Quindi così credo la stessa cosa possiamo dire per chi va ad affrontare un campionato di eccellenza, dove deve avere i giocatori di categoria per ben figurare, soprattutto in alcune piazze importanti, perché Aci Catena, lo sappiamo, è una piazza super importante, qui insomma Vittorio ce lo può confermare, dove i tifosi sono veramente il 12° giocatore in campo. Quest'anno insomma hanno avuto problemi con lo stadio, che è pure crollato, però insomma il dirigente, la dirigenza ha fatto un lavoro meraviglioso, con in testa il presidente, hanno resettato anche la struttura, che a questo punto può diventare anche un posto ideale per fare un campionato di eccellenza di grande qualità. Non c'è dubbio, il polivalente si presta per poter fare categorie superiori, perché è un vero e proprio stadio. E quindi già è un buon punto di partenza. Sì, tra l'altro il presidente già ti faccio un'anticipazione, si è attivato, probabilmente lo faremo diventare in erba, quindi... bene. Ci sono tante... Erba sintetica? No, erba vera, erba vera e... L'erba sintetica però aiuta, perché almeno la manutenzione è diversa rispetto all'erba naturale. Guarda, a me l'importante è che la palla scorre, poi come lo vogliono fare lo fanno. Giusto. Questa è una cosa importante. C'è da sottolineare che questa è un'altra forza che ha avuto in più la squadra, la società, lo staff, perché abbiamo fatto tutto il giorno d'andata girovagando a destra e a sinistra e allenandoci non sempre nello stesso campo, quindi non è stato facile. Guarda, mi hai dato un gancio, perché voglio sentire l'Armerina. Voi avete giocato nel vostro campo storico, si prevede una sistemazione ulteriore in prospettiva, direttore? Ma guardi, il campo, certo, naturalmente il rettangolo di gioco ci vorrebbero dei lavori, ma il sintetico non si può mettere perché, come voi sapete benissimo, c'è il palio dei Normanni. Sì, e quindi siamo costretti a giocare in quel campo là, perché in 4 giorni quel campo diventerà bruttissimo. Perciò... È vero. Ma l'amministrazione vi dà una mano lì ad Armerina? Ma il presidente lo abbiamo sentito ieri sera, molto probabilmente ci dovrebbero dare il campo sportivo in gestione noi, per fare dei lavori extra, perché ci vogliono dei lavori tantissimi. In promozione ricordiamoci che anche insomma l'immagine aiuta, dà più serietà e più importanza. Ma come struttura Piazza Armerina è una bella struttura come campo. Naturalmente ci vogliono dei lavori importanti. Certo, quando c'è il palio, un po' il campo poi dopo penso che rimanga in condizioni drammatiche. Bruttissime. Vabbè, però l'importante è che poi viene resettato di nuovo per la stagione. Bene, proseguiamo, adesso parliamo del girone D, che come tutti hanno immaginato è stato stravinto alla grande dal Ragusa che ritorna in eccellenza, un anno che sotto certi punti di vista era stato già programmato abbondantemente ad inizio di stagione, poi chiaramente non c'è stato il ripescaggio, quindi hanno dovuto giocare il campionato di promozione, ma sappiamo benissimo come lo hanno disputato. Guardiamo questa classifica e ci rendiamo conto che a seguire anche la sorpresa Real Siracusa Belvedere ha fatto secondo me un grandissimo campionato. L'Enna era partito benissimo, poi ha un po' rallentato. Sporting Ubeo l'altra sorpresa della stagione. Guardiamo il tabellino, perché a questo punto possiamo confermare che la quarta squadra che giocherà le finali playoff del campionato di promozione è il Real Siracusa Belvedere, che ha battuto con un netto 3-1 l'Enna. Resettiamo perché voglio sentire un po' il parere anche dei miei ospiti. Mister Angilella, Real Siracusa Belvedere, che all'inizio sembrava insomma dovesse fare un campionato di attesa, guardando e vedendo soprattutto gli sbagli degli avversari. Per qualche domenica era proprio a un passo dal Ragusa, poi invece ha mollato e ha puntato tutto sui playoff. Vabbè, diciamo che il Ragusa era la favorita del girone e alla fine ha meritato la prima posizione in classifica, quindi la meritata promozione in categoria superiore. Il Siracusa, certo, all'inizio ha stentato, io l'ho vista giocare un paio di volte e posso dire che la squadra era ben messa in campo, però mancava qualcosina? Notava che mancava qualcosina, che sicuramente con la riapertura delle liste di dicembre hanno fatto. E poi quindi hanno recuperato un paio di punti. La vittoria di oggi sui cugini dell'Enna,
che ci dispiace sia per Certo. la società che per l'amico Nicola Cusimano. Siete molto vicini, Certo, indubbiamente. dispiace perché avere una società in categoria superiore Chiaro, noi, in aiuta. una piccola provincia come Enna Aiuta. Quindi ci dispiace, però il Belvedere ha meritato. Di andare in eccellenza. Direttore Lembo, abbiamo detto dunque che l'Enna il prossimo anno giocherà nel campionato di promozione, quindi ci sarà questo derby. Come vivrete Io già da adesso? io come ex giocatore dell'Enna la sto aspettando, questa partita la sto aspettando. Da 15 anni, no? No, da tanto Però da tempo, parecchio tempo. Da tanto tempo. Però fa piacere che comunque queste due realtà adesso pian pianino stanno risalendo la china, no? Io devo fare invece i complimenti ai ragazzi dell'Icodia Eubea. Sì, è vero. Perché hanno fatto un girone di ritorno pazzesco. E non gli nascondo che sono stati danneggiati moltissimi dalla Lega. Sì, c'è stato un po' qualche problema nello scontro contro il Real Siracusa Belvedere. Non vogliamo commentare i fatti, diciamo soltanto che chiaramente poi dopo, quando hanno giocato la partita, c'era qualche defiance per qualche assenza. E La partita di Enna, l'Icodia è andata a Enna rimaneggiatissima. Però senza nulla togliere all'Enna, perché comunque vincere in casa così in maniera forte vuol dire che di base c'era perfettamente, una buona idea però tecnica. l'Icodia era rimaneggiata, perché mancavano i punti importanti dell'Icodia. È vero. Vittorio, l'Enna sicuramente poteva a questo punto aspirare ad andare nel campionato d'eccellenza, mentre invece vi ritroverete il Ragusa. Ragusa era preventivato, come hai detto tu, loro avevano preparato una squadra per fare un'eccellenza serena, quindi era facile pensare che non avessero grossi problemi durante la stagione. Devo dire che, con tutto rispetto per l'amico Nicola, che ha fatto un gran lavoro, mi ha deluso un po' l'Enna, perché l'Enna era strutturata come Ragusa. Se non sbaglio davanti Tosso, Toccivia, Caputa, gente che in promozione ha il proprio evidentemente peso. è arrivata nel momento sbagliato nella finale playoff. Ma più che hanno mollato forse un pochettino prima, perché hanno tenuto testa Ragusa sino a un certo punto. Sì, erano imbattuti per le prime 12-13 giornate. Sì, tutti pensavamo che potesse reggere sino alla fine questo confronto, perché comunque la struttura dell'Enna, come ripeto, era importante. Peccato che hanno perso la finale. Per quanto riguarda il Siracusa Belvedere, questa è un'altra squadra che a me non mi sorprende proprio, perché Gallo è un allenatore giovane, emergente, che ha fatto bene l'anno scorso, nella passata stagione, nel settore giovanile del Siracusa, svolgendo un ottimo campionato allievi, credo vincendo quasi tutte le partite, va bene, aveva una buona squadra, però aveva fatto vedere già che buone qualità. In più il progetto è importante. Loro sin dall'inizio della stagione come società miravano ad andare in eccellenza. Ci sono riusciti. Ci sono riusciti perché comunque hanno una struttura di squadra di giocatori che hanno sempre fatto l'eccellenza. Ruiz, Miraglia, Germano, tutti. Butera. Ma diciamo che io ritengo che prima di parlare, se non si conoscono in realtà, è meglio non parlare. Quindi li conosco tutti perché faccio questo lavoro. A questo punto guardiamoci le interviste realizzate nel post partita tra Real Siracusa Belvedere e Enna. Diciamo che non siamo partiti benissimo, abbiamo preso il gol e da lì ci siamo svegliati, abbiamo avuto 3 occasioni clamorose direi, il primo tempo che non abbiamo sfruttato, il secondo tempo dovevamo sicuramente spingere di più sull'acceleratore, invece ci siamo un attimino fermati, abbiamo poi subito il secondo gol e da lì diciamo che è stata molto difficile riuscire a creare qualche occasione importante. Devo dire che è stata una bella partita, penso che
chi è riuscito a vederla si sia divertito. Onore al Real Siracusa, ottima squadra, ha fatto una buona partita, vanno gli in bocca al lupo sicuramente. Sicuramente devo fare i miei complimenti a tutti i ragazzi perché sono stati eccezionali, abbiamo fatto un campionato veramente fuori da quello che si poteva pensare, quindi sicuramente merito tantissimo dei ragazzi che hanno lavorato sodo, abbiamo dato tanto, sicuramente nel girone di ritorno siamo calati un po' mentalmente e questo alla lunga non ci ha permesso magari di arrivare al secondo posto. Potevamo sfruttare meglio l'opportunità di giocare entrambe le partite in casa, però di questo bisogna dare merito al Real Siracusa che ha tenuto bene durante tutto il campionato, soprattutto nel girone di ritorno. Abbiamo la fortuna di avere tanti tifosi al seguito che ci seguono in tutte le partite, settimana scorsa in casa c'erano 1000 spettatori e quindi questo per una squadra di promozione è sicuramente un bel vanto. È una cosa che sicuramente ci dà una grande carica durante le partite. Speriamo bene di continuare, anche perché l'Enna secondo me è una società, è una città che merita categorie sicuramente migliori, diciamo così. Questa era quella che veramente mi interessava vincere, perché ce lo meritavamo per tutto il campionato fatto, per purtroppo le cose che erano successe al di fuori, quindi questa veramente i ragazzi la meritavano con tutto il cuore, sono veramente felice. Ma io penso che alla fine poi i risultati vengono, nel senso che il Ragusa ha meritato di vincere il campionato perché è arrivato prima, noi abbiamo meritato di arrivare secondi e l'Enna terzo, quindi il valore oggi si è visto in campo e credo di sì, poi sono partite secche, posso dire di tutto, ma ripeto, penso che soprattutto sia stata una gran bella gara, abbia vinto lo sport e ci sono state due squadre che hanno lottato in campo, a prescindere che magari nel secondo tempo siamo venuti fuori, però la squadra hanno lottato entrambe e sono felice veramente perché oggi posso dire, al di là di quello che è successo fuori, che veramente ha vinto lo sport. È il momento adesso di parlare di prima categoria, lo facciamo subito con il girone A, un girone A che ha visto protagonista l'Unitas Sciacca che ritorna in campionati molto più importanti rispetto a questa prima categoria, sappiamo benissimo la tradizione della squadra dello Sciacca. Guardiamo la classifica così possiamo anche avere un'idea sui playoff. Unitas Sciacca che ha vinto il suo girone A di prima categoria con 56 punti, poi a seguire Fulgatore, Città di San Vito Lo Capo, Resuttana e Palermo Calcio Popolare. Guardiamo anche a questo punto la schermata dei playoff e dei playout perché possiamo già confermare che sarà una finale interessantissima. Contro il Fulgatore ci sarà la Città di San Vito Lo Capo, si giocherà a San Vito Lo Capo, pertanto la squadra giocherà con 2 risultati su 3. Ricordiamo che il Fulgatore ha vinto contro il Palermo Calcio Popolare 2-1 e appunto la squadra del Città di San Vito Lo Capo 1-0 contro la Resuttana. Retrocedono invece in seconda categoria a questo punto il Belmonte Mezzagno che ha perso il playout contro il Real Menfi per 3-0. Abbiamo qualche immagine della squadra dello Sciacca perché ci fa piacere sottolineare che quando c'è tradizione prima o poi questa tradizione deve ritornare a galla e io credo, voglio sentire anche i miei ospiti, insomma Sciacca non era pensabile che vivesse le sue stagioni in categorie con tutto il rispetto come quelle che insomma ha vissuto in questi ultimi 3-4 anni. Vittorio. Sono molto contento nel vedere che una piazza come Sciacca stia pian piano risalendo perché è uno dei pochi stadi veri che abbiamo in Sicilia. Sì, è vero. Partiamo da questo. È una piazza storica dove si è sempre fatto bene, ma bene in categorie diverse, in Serie D. Beh, in Serie D da protagonisti anche. In Serie D da protagonisti, quindi importante, guarda cosa c'è lì, vediamo dalle immagini. Ed era soltanto un campionato di prima categoria, insomma, anche i nostri amici di Piazza Armerina si rendono conto. Ci sono 2000 persone, infatti. E questo è il bello del calcio ed è giusto che determinate piazze riescano a ritornare dove
dove è più giusto Dove stare, meritano. dove Dove meritano, perché quando vedi questo pubblico appunto. Fa piacere. Direttore, che ne pensa di questa bella cosa dello Sciacca che lo ritorna Sciacca alla grande? è una sorpresa vederla in prima categoria. È vero. Perché una società come lo Sciacca che ha fatto la Serie D, grandi l'eccellenza ad altimi livelli. Anche loro, io credo che la prossima stagione possono essere la sorpresa nel campionato di promozione, perché poi nel girone A le squadre palermitane e trapanesi hanno qualche chance in più sicuramente. Va bene. Andiamo avanti, a questo punto parliamo del girone C, dove abbiamo anche il quadro completo del tabellino della classifica finale. Guardiamola insieme in modo che così possiamo renderci conto. La nuova rinascita che raggiunge il campionato di promozione vincendo questo suo girone con 57 punti, le altre squadre hanno fatto i playoff Meri, Pro Falcone e Pro Tonnarella insieme alla Nuova Azzurra. Guardiamo la schermata dei playoff che si sono disputati domenica e ci rendiamo conto che sarà una bella finale tra Meri e Pro Falcone, perché il Meri ha vinto contro la Nuova Azzurra 1-0 e il Pro Falcone 3-1 contro il Pro Tonnarella. Dato che abbiamo parlato di società che comunque per tradizione è giusto che giochino in categorie importanti, io voglio sottolineare che la nuova rinascita nel campionato di Serie C altro non è che il Patti, che a sua volta ha anche lui una bellissima tradizione. Guardiamo la festa vincente di questa straordinaria cavalcata del Patti direzione promozione. Siamo arrivati i primi innanzitutto, fortunatamente sono riusciti a sbloccarle, era difficile, sapevamo che la Trieste veniva qua e non ci regalava niente, abbiamo imposto il nostro gioco, come abbiamo sempre fatto fino adesso e siamo riusciti a portare questi 3 punti che ci hanno permesso di conquistare questa benedetta promozione. Dopo tanti anni il Patti ritorna in promozione, cosa ci dobbiamo aspettare? Ci aspettiamo innanzitutto di continuare su questa strada sempre con la stessa mentalità. I ragazzi ci hanno messo l'anima e anche il prossimo anno ci metteremo tutto quello che abbiamo dentro per difendere i colori del nostro paese. L'abbiamo sempre detto che Patti meritava un'altra categoria, non da ora ma da sempre, anche quando non giocavo qua a Patti, quindi da questo punto di vista diciamo che abbiamo raggiunto uno dei campionati prestigiosi che magari il paese di Patti merita. Questo è un gusto particolare, un gusto nel mio paese dove io ho lasciato il calcio 20 anni fa, dove ho lasciato la squadra in eccellenza, e ritornare qua e portare il calcio, non ti dico in un grande palcoscenico, nella promozione, che è la categoria un po' più adeguata al paese di Patti in questo momento di sacrifici e di problemi economici anche che ci sono per gestire le società.
diciamo che è una grandissima soddisfazione. È un giusto premio a tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questa stagione, che abbiamo fatto io, mio fratello, Filippo Stroscio, un po' tutta la società. Io non voglio dimenticare nessuno, quindi non voglio continuare con i nomi. Quindi dico che tutti hanno fatto la loro parte e tutti comunque hanno dato il proprio contributo. Ora il punto principale sarà, dopo una bella settimana di riposo, sarà quella di incontrarci con l'amministrazione per vedere di sistemare questo nodo della tribuna, che è un punto di partenza per la promozione. Noi siamo pronti, abbiamo molto entusiasmo, credo che la gente abbia capito che anche il nostro modo di pensare, che è quello di avere tutti i ragazzi di Patti e accontentare appunto questi ragazzi che fanno sacrifici enormi. Dopo il girone C, adesso parliamo del girone D, abbiamo subito la schermata e insomma sappiamo tutti che straordinaria stagione ha disputato il Valdinisi, ha praticamente distrutto tutto quello che aveva intorno, compreso anche l'Atletico Messina che è arrivato al secondo posto nella stagione regolare con il Città di Calatabbiano terzo con 54 punti. Guardiamo la schermata, la possiamo già svelare perché insomma sappiamo tutti che insomma il gruppo guidato da Naccari ha vinto lo scontro finale 2-1 contro un Città di Calatabbiano che ha disputato una stagione abbastanza altalenante, perché all'inizio insomma poteva aspirare addirittura al secondo posto, c'è stato un momento che addirittura era sceso anche sotto il quarto posto, poi ha recuperato, ha giocato questa importante finale, purtroppo è andata male. Guardiamo il servizio. Dopo un'intera stagione di sforzi e sacrifici, dopo un lunghissimo film durato 26 giornate e recitato totalmente da protagonista, dopo aver dimostrato a tutti che questa formazione, questo gruppo, questa società merita palcoscenici totalmente diversi, oggi è il momento di trasformare il sogno in realtà. È il Despar Stadium, è la finale playoff del girone D del campionato di prima categoria siciliana. È Atletico Messina contro Città di Calatabbiano. Al termine di questa sfida, una di queste due società coronerà il sogno promozione. È la grande occasione per l'Atletico Messina che, al pari della formazione della Valdinisi, ha dominato l'intero campionato e ha terminato la propria regular season piazzandosi al secondo posto della graduatoria con 8 punti di vantaggio sulla terza forza, che è proprio il Città di Calatabbiano. Unica nota stonata della giornata, il divieto di accesso al pubblico per assistere a quest'ultima ed importantissima sfida. Sceglie il solito 4-3-3 mister Naccari per il suo Atletico Messina, con la Fauci tra i pali, difesa a 4 composta da Insana, Bonsignore, Cucinotta, Lo Nostro, linea di centrocampo a 3 con Bonanno con i suoi lati Calapai e Nico Cia, tridente d'attacco formato da Marco Libro, Usman Soué e Michele De Tommasi. Il fischietto è affidato al signor Sebastiano Galiotto della sezione di Siracusa, suoi assistenti Donzello e Tina. Noi possiamo passare con le immagini a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre al secondo minuto di gioco con un'occasione per i padroni di casa dell'Atletico Messina, con Marco Libro che prova a liberare il destro, ma il tentativo del numero 9 finisce al lato della porta protetta da Vecchio. Ancora Atletico Messina che sembra essere partito forte al settimo minuto di gioco, pallone per Soué che alla prima grande occasione del match per trovare il gol dell'1-0. Solo un magistrale intervento di Vecchio a negare la 14ª rete stagionale di Osman Soué, smanacciando in calcio d'angolo. Brutte notizie però per l'Atletico Messina, che al 10° minuto di gioco perde per infortunio Edoardo Bonsignore, sostituito con Andrea Sfameni. Il Città di Calatabbiano prova ad affacciarsi in avanti all'11° minuto di gioco con questo calcio di punizione che lo Iacono prova a spedire direttamente in porta. Il felino con il numero 1 sulle spalle, la Fauci devia il tentativo in calcio d'angolo. 27° minuto, Calapai, se ne va un avversario con il tunnel, ancora Calapai mette dentro per Soué che prova a calciare col sinistro. Il vantaggio dell'Atletico Messina al 27° minuto di gioco. È un gol fondamentale, un gol che potrebbe valere la promozione. Come al solito ci ha pensato Usman Soué, ma che azione di Giuliano Calapai, come si è smarcato dell'avversario e poi ha servito il compagno che non ci ha pensato su due volte e ha calciato col sinistro. È evidente la sfortunata deviazione di Mileti che probabilmente ha influito parecchio sul gol, ma è comunque 1-0. È comunque vantaggio dell'Atletico Messina, che adesso prende fiducia e continua ad attaccare qui con Insana che prova a mettersi in proprio e poi a scagliare il sinistro, che però finisce al lato della porta protetta da Vecchio. Ancora Atletico Messina al 31° minuto, pallone per Libro che si libera dell'avversario, calcia col destro Libro, il suo tentativo fa la barba al palo e si spegne fuori. Altra grande occasione per l'Atletico
l'Atletico Messina che vuole provare a chiudere la pratica già in questo primo tempo. Pallone calciato dentro, finisce sul sinistro di De Tommasi che va verso la porta dall'illusione del gol. Che sinistro di Michele De Tommasi. Ancora Atletico, calcio d'angolo, pallone verso Cucinotta. Ancora una volta Cucinotta, ancora una volta Vecchio a neutralizzare e a negare il 7° gol stagionale per il difensore goleador Emanuele Cucinotta, che è andato a un passo dal gol del 2-0. Si chiude così la prima parte di gara. Arriva il duplice fischio del signor Sebastiano Galiotto che pone fine a uno splendido primo tempo. L'Atletico Messina è in vantaggio per 1-0. L'Atletico Messina, così facendo, approderebbe in promozione. Si ritorna in campo per la seconda parte di gara. La trama sembra essere la stessa, con ancora l'Atletico Messina in avanti, ancora con uno straripante Marco Libro. Il tentativo del numero 9 però si spegne alto. Città di Calatabbiano che prova ad affacciarsi in avanti. Qui c'è una grande occasione per Cantarella, grande risposta di Lafauci, ma attenzione perché il direttore di gara punisce l'intervento di Pipo Insana mostrando il cartellino rosso agli indirizzi del numero 2 dell'Atletico Messina e concedendo il calcio di rigore al Città di Calatabbiano. Può arrivare la svolta del match al 13° minuto di gioco con l'espulsione di Pipo Insana e soprattutto con la massima punizione in favore del Città di Calatabbiano. Sul dischetto si presenta lo stesso Cantarella che affronterà Lafauci. La rincorsa del numero 10, il destro, Lafauci e poi ancora Lafauci. Doppio intervento miracoloso di Nino Lafauci che salva tutto, salva l'Atletico Messina, difende l'1-0. L'Atletico Messina ci crede, un grande intervento di Nino Lafauci che diventa così l'eroe di giornata per il momento. Abbiamo rivisto a rallenti il doppio intervento, prima il calcio di rigore, poi il tentativo di Luvito da 2 passi. In entrambi i casi ha abbassato la saracinesca Lafauci, prova a cambiare qualcosa mister Naccari che adesso si deve coprire. Escono Nicoci e De Tommasi per far spazio a Gulletta e Bonamonte che è sfortunato e dovrà abbandonare dopo pochi minuti il campo per infortunio. Al suo posto Fabio Cenci, quando il Città di Calatabbiano dall'altro lato al 34° minuto ha una grande occasione con lo Iacono che da 2 passi però manda alto. Adesso c'è il pressing del Città di Calatabbiano in vantaggio di un uomo qui, Leotta, che serve dentro il pallone. Ancora gli indirizzi di lo Iacono che stacca di testa e questa volta arriva il pareggio del Città di Calatabbiano al 38° minuto della seconda frazione di gioco. Il risultato è di nuovo in parità e 1-1 adesso con il Città di Calatabbiano anche in superiorità numerica. Città di Calatabbiano che adesso ci crede. C'è da soffrire adesso per l'Atletico Messina che dovrà giocare questi ultimi minuti di gara in inferiorità numerica e con risultato di 1-1. Avranno comunque un'occasione in avanti padroni di casa con Marco Libro che libera in area di rigore. Soue che prova a calciare col destro che non è il suo piede e si vede. Tentativo che si spegne al lato. Ha ancora forze però per andare il classe 2000 Soue che qui lascia sul posto 3 avversari. Viene atterrato così da Trimarchi e anche in questo caso nessun dubbio per il direttore di gara che estrae il cartellino rosso agli indirizzi del giocatore del Città di Calatabbiano e adesso è parità numerica. E allora l'Atletico Messina torna a spingere qui, pallone ancora per Soue che scatta il portiere, ancora Soue mette dentro il pallone ma era tutto fermo. Il direttore di gara aveva ravvisato una posizione irregolare del classe 2000. Si resta sull'1-1 quando arriva ancora una volta il duplice fischio. Non sono bastati 90 minuti di gioco, si dovrà ricorrere all'extra time. 30 minuti che separano una di queste due formazioni dal sogno promozione. Tra un tempo e l'altro vengono nel frattempo allontanati i due mister, in questo caso del Città di Calatabbiano, il presidente che fa le veci di Luvito, allenatore e giocatori in campo, e mister Naccari, che dovranno seguire questi tempi supplementari da fuori dal campo. Si ritorna in campo con la grande occasione per l'Atletico Messina con Marco Libro direttamente da rimessa di Calapai. Il pallone era finito sul destro del numero 9 che da 2 passi ha avuto una grande occasione per trovare il vantaggio. L'Atletico Messina che torna a spingere come nel primo tempo. Qui ancora una volta un'occasione per un immenso Giuliano Calapai. Ancora Libro che qui prova ad andare sulla sinistra. Libro si porta appresso un avversario, lo supera. Ancora Libro entra in area di rigore, scarta un altro avversario. Ancora Libro viene atterrato e c'è calcio di rigore. Il calcio di rigore per l'Atletico Messina dopo una grande cavalcata di Marco Libro, dopo un'azione incredibile del numero 9 dell'Atletico Messina che ha scartato 3 avversari, è entrato in area di rigore ed è stato atterrato così, ed è calcio di rigore per l'Atletico Messina che avrà la grande occasione per riportarsi in vantaggio. Un gol che potrebbe essere fondamentale dal dischetto. Marco Libro, lui non sbaglia, Marco Libro non sbaglia, Marco Libro fa 2-1, Atletico Messina di nuovo in vantaggio quando siamo quasi alla fine del primo tempo supplementare di questa incredibile sfida. L'Atletico Messina vede il sogno
sogno promozione avvicinarsi sempre di più. Il Città di Calatappiano dall'altro lato ci prova con questo tentativo che però finisce alto e arriva il fischio del direttore di gara che pone fine al primo dei 2 tempi supplementari. Soltanto 15 minuti alla fine di questa incredibile sfida. Si ritorna in campo, ancora l'Atletico Messina che ci prova con Soe che viene atterrato così da D'Agati da pochi minuti in campo. Nessun dubbio anche in questo caso per il direttore di gara. Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso agli indirizzi del numero 14 del Città di Calatappiano che dovrà terminare questa gara in 9 uomini. Si fa durissima per loro che comunque continuano a spingere con lo Iacono, ultimo dei suoi a mollare. Dall'altro lato nel frattempo grande azione personale di Gulletta che poi libera Soe che calcia col sinistro. Alla grande occasione per chiudere definitivamente la gara Soe che però spara il pallone in faccia a Vecchio che mette la sfera in calcio d'angolo. Dagli sviluppi dello stesso palla dentro agli indirizzi di Cucinotta che c'era arrivato, aveva messo il pallone alle spalle dell'estremo difensore ma era finito in posizione irregolare. Altro cambio per l'Atletico Messina, esce Soe, entra Naccari, ancora i padroni di casa in avanti qui con Calapai che prova a liberare il sinistro. Arriva il tiro però stremato Giuliano Calapai che ha corso per tutta la partita per 11 uomini. Arriva però il triplice fischio da parte del direttore di gara. È finita, il sogno si è realizzato, l'Atletico Messina sbarca in promozione. Complimenti all'Atletico Messina, prossima stagione importantissima realtà anche per la squadra di Naccari, un campionato di promozione che si presenta secondo me importantissimo già da adesso e ancora non sono stati realizzati i gironi. Parliamo adesso del girone E, abbiamo la schermata della classifica, sappiamo già anche che la stagione è stata vinta dal Palagonia, mentre invece le altre squadre che hanno disputato i playoff sono la Nisiana, il Villaggio Sant'Agata, il Russo Sebastiano e l'Aci Bonaccorsi. Guardiamo la schermata dei playoff e dei playout, playoff vinti dalla Nisiana 2-0 contro l'Aci Bonaccorsi, mentre il Villaggio Sant'Agata 4-1 contro la Russo Sebastiano. E a questo punto possiamo dire che insomma la finale playoff sarà veramente accesa, calda. Tra la Nisiana, molto calda ha detto bene il nostro mister, tra la Nisiana e il Villaggio Sant'Agata. Guardiamo anche il risultato dei playout, così ci rendiamo conto anche delle squadre che andranno invece a disputare la prossima stagione in seconda categoria. Lo scontro tra Città di Francofonte e Leo Soccer è finito 3-1 per la squadra di Francofonte, che quindi rimane nel campionato di prima categoria, e la Leo Soccer invece si aggiunge al Calcio Giarre e andrà a disputare la seconda categoria la prossima stagione. Andiamo ancora avanti, adesso abbiamo il girone F, guardiamo la schermata, si è giocato lo spareggio per la vittoria finale chiaramente del girone, però dato che c'erano 10 punti di distacco contro la squadra del Noto, entrambe vanno a giocarsi il campionato di promozione la prossima stagione. Siamo tutti curiosi di conoscere il risultato dello spareggio, si è giocato tra Chiaramonte e Città di Comiso, il Città di Comiso ha vinto 1-0, quindi ufficialmente il girone F è stato vinto dalla Città di Comiso. Abbiamo una bella clip a questo punto, quella del Chiaramonte, per festeggiare questo passaggio al campionato di promozione la prossima stagione. Ovunque voi giocate, noi ci siamo. Diciamo che si poteva arrivare a questo traguardo anche prima, però durante il percorso ci sono stati dei piccoli problemucci, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Con la vittoria di oggi possiamo dire che siamo in promozione. Cosa vuol dire adesso per una piccola realtà come Chiaramonte affrontare un campionato difficile come quello di promozione?
Ma diciamo che il salto di categoria è un bel salto, perché dalla prima alla promozione diciamo che il campionato di promozione è molto ma molto più impegnativo. Ci dobbiamo organizzare bene sin da subito e puntare più che altro sul settore giovanile, che è una cosa importantissima, ma non solo per il campionato di promozione ma per tutto il calcio. All'inizio era insperato perché non eravamo partiti con queste aspettative, però partita dopo partita ci abbiamo creduto sempre di più fino ad arrivare ad oggi per questa meravigliosa giornata che meritiamo giustamente noi come gruppo dirigente, i ragazzi soprattutto e tutta la città di Chiaramonte, che è la prima volta che vede la sua squadra di calcio in promozione, quindi penso che sia qualcosa di storico. All'inizio non si era pianificato di arrivare a questo punto, però poi giorno dopo giorno, facendo un campionato di protagonisti, poi abbiamo capito che ce la potevamo fare. Complimenti anche a Comiso, non so che cosa ha fatto, se ha vinto o perso, però faccio i complimenti anche a loro. È stato un campionato veramente entusiasmante, emozionante, pesante, perché non è facile vincere, o in prima categoria, in Serie A, in qualsiasi categoria penso che è sempre difficile vincere. Però ho detto prima negli spogliatoi, ringraziato tutti i ragazzi per questo sogno che mi hanno fatto vivere. Grazie a tutti. Un grandissimo campionato. Sì, veramente un grande campionato, non ce l'aspettavamo dall'inizio perché eravamo una squadra neopromossa, ma ce l'abbiamo messa tramite i sacrifici diciamo che sono stati ripagati alla grande con quest'ottimo traguardo che abbiamo raggiunto oggi. Sì, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa e siamo andati in prima categoria e quest'anno come matricola abbiamo vinto il campionato, quindi più di questo non si può fare. Per la prima volta il Chiaramonte dunque giocherà il suo bel campionato di promozione. Chiaramonte che insieme alla città di Comiso hanno in un certo senso dominato questo girone di prima categoria, il girone F. Sentiamo un po' il parere anche insomma, di un vecchio volpone del calcio siciliano, no? Il direttore Lembo. Io credo che questa accoppiata può anche far bene secondo me, perché c'è molto entusiasmo, anche in promozione potrebbe essere una stagione positiva. Ma Comiso io penso di sì, a Chiaramonte non lo so perché sicuramente andranno a giocare in un altro campo perché il campo è piccolo infatti. E questo sarà un grosso handicap per il Chiaramonte. Il Comiso invece noi l'abbiamo incontrato in Coppa. Com'è andata? È andata male, il nostro gruppo proprio che abbiamo è proprio questo, che noi puntavamo tanto sulla Coppa pure. Vabbè, però insomma anche vincere il campionato poi sì, insomma, sì, è servito per il passaggio di categoria. Non gli nascondo che noi all'inizio di stagione puntavamo sulla Coppa e il campionato. Addirittura? Sì, sì. Ma il mister lo sapeva questa sì, cosa? Certo, il mister sì, la sapeva sì, questa sì. cosa che la il società voleva questo? Il mister è stato sempre facile, mister. Il mister è stato sempre un pochettino tirato. Vabbè, però intanto ha portato a casa il risultato era di andare in campionato. promozione. Io, guardando i ragazzi che avevamo, io ci tenevo tanto. Tra poco parliamo dell'Armerina nel dettaglio. No, volevo continuare a vedere quelle immagini del Comiso per rendere un po' partecipi i nostri ospiti e capire che effettivamente anche questa è una piazza che ha fatto la Serie D. Questa è una piazza importante, questa è una piazza importante. Addirittura ci sono stati momenti e stagioni che era molto più importante dello stesso Modica. Sì, pertanto sì, sì. Comiso, ritrovarla già in promozione sarà una brutta gatta da pelare per tutti, credo. Sì, sì, sì. Anche perché loro nel loro piccolo hanno il loro seguito, hanno uno stadio discretamente lo stadio è buono. Pertanto credo che potrebbero veramente anche loro fare la prossima stagione un campionato importante. Per intanto hanno vinto ufficialmente il loro girone perché oggi hanno vinto appunto lo spareggio contro il Chiaramonte. Passiamo adesso al girone successivo, al girone G. E che questo è il girone insomma famoso, no? Perché è il girone dell'Armerina. Guardiamo la classifica così anche per ricordarci che per loro è stata una stagione sicuramente travagliata in un certo senso, perché insomma avevate un obiettivo, però poi alla fine bisogna vincere le partite per vincere il campionato.
campionato, sì, quindi certo. si inizia sempre con tanto timore. 59 punti l'Armerina, poi 55 l'Empedoclina, 54 la Leonfortese, Master Pro con 53 punti e l'Angelo Cuffaro con 48. Queste 4 squadre hanno disputato i playoff. Guardiamo la schermata dei playoff, delle partite che si sono disputate, così capiamo anche gli accoppiamenti per la finale. Empedoclina batte Angelo Cuffaro 1-0, Leonfortese Master Pro Calcio 0-0, pertanto la finale sarà tra Empedoclina e Leonfortese. Mentre invece retrocede la Nissa FC, dato che ha pareggiato in casa della Gira 0-0. Allora, direttore, capiamo bene, Empedoclina che secondo me potrebbe veramente essere la squadra che potrebbe insieme a voi disputare la prossima stagione il campionato di promozione, o sbaglio? Conoscendo la forza dell'Empedoclina e conoscendo l'ambiente che c'è a Porto Empedocle, io sono convinto che si tirerà fuori l'Empedoclina. Ma anche la Leonfortese non scherza perché ha voglia di... Sì, però a Porto Empedocle è un campo difficile, e noi ne sappiamo qualcosa, Giustamente. Abbiamo già l'immagine dell'Armerina e su questo possiamo incominciare a parlare della bellissima stagione. Mister, qual è stato il momento più importante di questa lunga comunque stagione? Perché un campionato di prima categoria è lunghissimo. Sì, diciamo che siamo partiti con un handicap di 2 sconfitte in 4 giornate, quindi una squadra che era attrezzata per vincere il campionato, trovarsi terzi in classifica dopo 4 giornate, venivamo da 2 sconfitte consecutive. Io dico che la svolta del campionato c'è stata la 5ª giornata, quando noi ci siamo trovati a giocare in trasferta a Caltanissetta contro la Nissa, e quindi ho detto ragazzi, da questo momento in poi dobbiamo cambiare marcia. Ed è successo tutto questo? Ed è successo, abbiamo vinto 3-0 a Caltanissetta e abbiamo incanalato 10 vittorie consecutive. Quelle 10 vittorie poi ci hanno portato già a dicembre ad occupare la prima piazza in classifica, e non l'avete più mollata. Non l'abbiamo più mollata. Ma Armerina è pronta per la prossima stagione? Poi questa domanda la rifaccio anche al direttore Lembo, intanto parlo con il mister. È pronta? Anche l'Armerina ha bisogno di qualche aggiustamento, di qualche giocatore da categoria? Allora, diciamo che ancora noi veniamo dai festeggiamenti da una meritata promozione e i programmi societari non sono ancora ben definiti, anche se parlando con la proprietà loro vogliono ben figurare anche in promozione. Ad oggi non c'è la certezza della conferma del sottoscritto alla guida. Adesso glielo facciamo dare questa conferma direttamente dal Ad oggi non c'è la direttore. certezza perché abbiamo parlato del più e del meno. Da parte mia c'è la volontà di rimanere, dalla parte del presidente e di tutta la proprietà anche quella di riconfermarmi, però ancora non è stato sancito il... Allora facciamo la cosa in diretta, vediamo se a questo punto il direttore Lembo ci può dare... Ci sono i testimoni. Direttore, ma che facciamo? Non lo confermiamo questo mister? Sì, il mister è riconfermato. Ha visto conferma ufficiale. Abbiamo avuto pure ieri sera la conferma del presidente. Bene. Ma il presidente è vero che insomma la prossima stagione vuole un campionato da primi posti? Io penso che stasera ci sarà un incontro molto importante a Piazza Armerina con un gruppo di persone, imprenditori che potrebbero aiutare il progetto vorrebbero Armerina. aiutare l'Armerina Calcio, e si parla di fare un bel campionato. Ma non abbiamo parlato della conferma di Lembo o meno? Sì, confermati tutti. Confermati tutti. Allora. Squadra che vince, dice il presidente, non si tocca. Ma è giusto, squadra che vince non si tocca. Poi insomma avete abbiamo fatto bene. Un campionato. Abbiamo sofferto, però siamo riusciti ad ottenere. Qual è la squadra che l'ha delusa in questo girone? Ma la Leonfortese. La Leonfortese poteva aspirare di più. Sì, la Leonfortese. Valutiamo che la Leonfortese viene da insomma, stagioni importanti, poi c'è stato il crollo, hanno dovuto resettare tutto. Non è mai facile per una società che per qualche anno ha vissuto la Serie D da protagonista, poi rituffarsi in realtà come quelli della prima categoria. Questo bisogna dargli. Perché parlavano loro che era la squadra da battere, era la Leonfortese. E invece poi alla fine siete stati invece noi siamo riusciti, grazie all'apporto di tutti i ragazzi. Allora, nel vostro girone ci sono insomma state 2 squadre importanti, la Nissa e la Branciforti. Perché voglio parlare di queste 2 squadre? Perché proprio domenica 28 c'è stato questo scontro anche abbastanza importante, perché avrebbe determinato anche gli accoppiamenti dei play-out.
Beh, questa partita è finita con la vittoria poi della Nissa, però è anche finita in maniera secondo me vergognosa, scandalosa, da condannare assolutamente. Perché censurare, poi c'è stato un momento in cui l'arbitro è stato praticamente spinto, insultato. Queste cose io non voglio assolutamente vederle. Tra l'altro volutamente noi le mandiamo in onda perché così tutti si debbono rendere conto degli sbagli, qualcuno dovrà pure pagare. È chiaro che non possiamo fare di tutto un'erba un fascio, però è anche vero che lì ci sono i numeri dei giocatori che hanno fatto quello che non andava fatto in un campo di gioco, soprattutto anche nel rispetto della terna arbitrale e soprattutto anche nel rispetto della concezione del dilettantismo. Qui sono tutti dilettanti. L'indomani vanno tutti a lavorare, l'arbitro l'indomani deve andare a lavorare e allora se deve rischiare la vita la domenica per una partita secondo me anche inconcludente tra Nissa e Branciforte, probabilmente sceglierebbe di fare un altro lavoro. Voglio sentire il parere di tutti, iniziamo con Vittorio. Nel frattempo possiamo continuare a vedere delle immagini. Queste sono immagini che sono la rovina di quello che è il nostro movimento. Purtroppo sono cose che se ne parla, si cerca di essere tutti bravi. Le soluzioni ci sono, Vittorio. Squalifica a vita per tutti. Però io sono categorico, squalifica a vita per tutti. Stavo arrivando a questo. Neanche il DASPO. Nel momento in cui le punizioni non danno un esempio vero e forte, allora sarà difficoltoso non debellare tutto questo. Però io parto da una situazione che va a monte. Io credo che se succedono cose di queste in campo, la responsabilità prima me la prenderei io come allenatore. Sono d'accordo. E di conseguenza poi la società. Assolutamente giusto. Se un mio giocatore si permettesse di fare una cosa, sarei tu stesso a mandarlo. Io fino ad oggi ho avuto la fortuna che tutto questo non è mai successo da quando io alleno. Ma se un mio giocatore dovesse permettersi di fare una cosa del genere, significa che sono stato io a non mettere nelle condizioni di poter fare delle cose importanti. Condivido appieno, Vittorio. Senza voler giustificare l'atto di un ragazzo giovane preso dall'adrenalina, preso dal dispiacere e dalla propria... Non è una finale di Champions League, è una finale di una partita di prima categoria, quindi a tutto c'è un limite. Quindi vedi, io vedo qui come posso dire, il gesto è reiterato. Allora io posso capire 30 secondi, ma io sto vedendo qua delle persone che lo continuano già da qualche minuto. Vero, e allora io dico, ma tutti a guardare. È vero. Con tutto il rispetto per le persone che c'erano lì, perché io non so com'è andata, sto vedendo solo delle immagini ma le immagini sono sufficienti per capire tutto. Ma il mio pensiero generale è questo: se un mio giocatore fa una cosa del genere, io me ne assumo la responsabilità per primo. Bravo. Direttore Lembo, tra l'altro insomma due società che voi conoscete bene perché le avete avute nel vostro girone. Ne sappiamo qualcosa. Sono immagini che veramente parlano da censurare, da censurare e da condannare. E da radiare. Io secondo me... Ma io infatti sono per la radiazione, assolutamente. Altro che DASPO, tutti a casa. Perché noi abbiamo pagato pure noi là. Immagino. Ci hanno fatto una guerra, caro direttore. Mister, è d'accordo con quello che diceva Vittorio? Concordo in pieno, perché le immagini parlano chiaro, il gesto è reiterato, posso capire il momento, l'adrenalina e il nervosismo che c'è in campo, ma quello svanisce in pochi secondi. Qua già sono trascorsi più di 3-4 minuti e quindi si capisce benissimo che c'è un qualcosa a monte. Incredibile. Quindi è da censurare il gesto, e se non si prendono provvedimenti a monte e si danno delle punizioni severe, questi gesti noi li vedremo continuamente, specialmente nei campionati dilettanti. Speriamo che la federazione sotto questo punto di vista per noi addetti ai lavori è un peccato, perché noi settimanalmente cerchiamo di inculcare il massimo rispetto per l'avversario ed è giusto che soprattutto gli allenatori devono fare questo. E per l'arbitro in primis. Se poi c'è un fatto del genere che si viene a creare, capite benissimo che il primo che si sente in colpa è l'allenatore, perché se non riesce a inculcare la giusta educazione sportiva al tuo giocatore. Più guardo queste immagini, più mi rendo conto della follia completa che insomma nel calcio dilettantistico purtroppo esiste. Questa è una follia pura per una squadra e per un campionato che è nulla rispetto ai campionati dei professionisti. Veramente io sono sconvolto e voglio mandare in onda tutte queste immagini perché tutti debbono vedere,
capire, giudicare e poi prendere le loro decisioni. Comunque, vabbè, abbiamo chiuso la puntata forse in maniera troppo cattiva, voltiamo pagina sperando di non rivedere più queste immagini. E voglio passare ai saluti, inizio con Vittorio Iemma, vincitore con il suo bel AC Catena del campionato di promozione, prossima stagione in eccellenza, confermato mi hai detto, siete già al lavoro secondo me, sicuro, avete visto già qualche ragazzo, sicuramente, Vabbè, non ti svegli. Vediamo come si dice nel nostro ambiente, vediamo che succede. Vediamo che succede. Allora in bocca al lupo per tutto quello che verrà a seguire. Grazie veramente. Grazie a Vittorio Iemma per il seguito che ci hai dato per tutta la stagione, per avere sottolineato più volte l'operato della società, l'operato del presidente Giannetto, il mio operato. Vi ho visto all'opera e insomma i miei occhi hanno capito come lavorate e quali sono i vostri obiettivi morali e tecnici. Che Guarda, io ritengo che ho avuto quest'anno, questa stagione, la fortuna, due fortune ho avuto, una di conoscere Gaetano Giannetto, l'altra di avere un gruppo di ragazzi che è andato oltre ogni aspettativa, non per le qualità di cui loro dispongono, ma perché molte volte si è molto rapidi noi addetti ai lavori a dare dei giudizi ai nastri di partenza. E invece avete fatto con calma un percorso intelligente e maturo. Saluto anche il direttore sportivo dell'Armerina Calcio, prossima stagione del campionato di promozione. Allora, che facciamo? Che cosa possiamo dire per chiudere questa vostra bella presenza qui a Penalty? Ti ringrazio per l'invito rivolto all'Armerina potessi Calcio. Fare. A giorni iniziamo a lavorare. Anche voi siete già pronti per... Sì, per la nuova stagione. Anche perché è stato confermato il mister e da quello che è stato detto anche la dirigenza ha un obiettivo importante. Saremo una mina vagante nel campionato di promozione. E ci piace perché insomma insieme all'Enna la prossima stagione 2 squadre ennesi insomma daranno filo da torcere a tutti. La conferma dunque anche di Filippo Angilella per la prossima stagione all'Armerina. Mister, esprima un desiderio per la prossima stagione, se ce l'ha. Il desiderio. Allora, il desiderio è quello, come ogni allenatore quando partecipa a un campionato, è quello di vincere. Chiaro. Però io capisco benissimo che Piazza Armerina si affaccia dopo 15 anni nel campionato di promozione. Sono tanti, quindi io quello che posso desiderare è quello di ben figurare nel campionato di promozione e spero di avere la riconferma del gruppo, perché ho avuto un gruppo splendido quest'anno, fatto da locali che hanno sposato dall'inizio il progetto dell'Armerina Calcio, perché fin dall'inizio noi avevamo detto di andare in promozione, quindi abbiamo puntato su quei giocatori che la pensavano come noi. Poi a quello abbiamo affiancato un gruppo di catanesi vincenti che hanno portato la mentalità vincente. 1 più 1 ha fatto 2. Ha fatto 2, sì. Quindi alla fine voglio dire, confermiamo questo gruppo, lo puntelliamo con giocatori di esperienza di categoria superiore e vediamo quello che nasce il prossimo anno. Approfittate della telecamera per salutare il presidente. Volevo dare una chicca io. Ah, addirittura già in anteprima? Sì, il nostro fiore all'occhiello a dicembre è stato il nostro Fabio Picone, che ci ha fatto fare un bel salto di qualità alla squadra. Bene. È un plauso comunque a tutto il gruppo, sì, tutto, soprattutto ai ragazzi di Catania e quelli di Piazza, che abbiamo fatto un mix di giovani e anziani. Ne approfitti perché c'è la telecamera di Penalty per lanciare un messaggio anche al suo presidente Alberghini. Guarda, al presidente non ho niente da dire, già il presidente sa tutto, come ci dobbiamo comportare tutti. È molto ambizioso pure il presidente. Benissimo, allora noi ci auguriamo che anche la prossima stagione sarà una stagione da protagonisti assoluti anche nel campionato di promozione per la bella Piazza di Enna. Grazie al direttore sportivo Filippo Lembo e al mister Filippo Angilella. Grazie a voi, grazie per l'invito. Chiudiamo dunque la puntata odierna, vi vogliamo ricordare che Penalty ritornerà naturalmente domenica prossima a partire dalle ore 19, sempre sul canale 78 di Gold 78. Voglio anticipare e ricordare che chiaramente a fine mese ci sarà la presentazione delle nomination per quanto riguarda il galà dei Penalty Awards che si svolgerà quest'anno a Enna. Sarà di scena il meglio del calcio dilettantistico in un grande spettacolo presso il Teatro Garibaldi appunto di Enna lunedì 3 giugno. Chiudiamo la puntata odierna, ringraziamo come al solito alla parte tecnica in regia Andrea Salerno, coadiuvato da Roberto
Roberto Di Marco e vi diamo appuntamento appunto alla prossima settimana puntuali ore 19 Gold 78.